La riqualificazione ambientale del fiume Zero è un obiettivo che sta particolarmente a cuore al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che, dopo aver realizzato oltre 10 anni fa, in collaborazione con Veneto Agricoltura, il sito Nicolas, attraverso il rimboschimento di un'area di circa 30 ettari a Bonisiolo di Mogliano Veneto, è impegnato nella promozione della fruizione pubblica di questo sito naturalistico di grande pregio. L'idea è quella di far passare alle nostre nuove generazioni il fatto che l'acqua non solo è importante, ma i fiumi hanno bisogno del loro spazio, non sono elementi morti, non sono semplici condutture per l'acqua, ma sono degli elementi vivi del paesaggio, e quindi all'interno dei fiumi ci devono essere le piante, gli animali e ci deve essere lo spazio per l'acqua, perché come abbiamo visto dalle cronache recenti l'acqua reclama il suo spazio. Quindi l'idea di coinvolgere i ragazzi è partita da questa, insomma, perché poi saranno loro che avranno in mano il nostro territorio, e quindi è importante che da subito si rendano conto di quello che sono le esigenze della natura e quindi di conseguenza anche le nostre. Il Consorzio Acque Risorgive si rivolge in modo particolare agli studenti, attraverso un progetto didattico condotto in sinergia con il Centro Civiltà dell'Acqua e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Siamo un'associazione senza fine di lucro e collaboriamo da tempo con il Consorzio Acque Risorgive, e un progetto importante è proprio questo che coinvolge le scuole del territorio. L'obiettivo è quello di costruire una nuova cultura dell'acqua, una cultura che apparteneva a tutti noi in passato, una cultura che però ultimamente è stata un po' persa, e quindi è necessario riavvicinarsi ai fiumi. È fondamentale farlo a partire dalle scuole, coinvolgendo i più giovani, facendogli comprendere quello che è il grande valore dell'acqua, dei fiumi per tutti noi. Non c'è bisogno di personificare i fiumi. I fiumi sono vivi come tali. Come l'aria e la terra, sono creature più potenti ed essenziali di qualunque altro essere vivente comparso sulla terra. Il fiume è una di quelle rare, immense, rudi creature, grazie al quale la nostra esistenza sulla terra è diventata possibile. L'iniziativa ha raccolto quest'anno l'adesione di 10 classi degli istituti di Marcon e Mogliano Veneto, che hanno avuto la possibilità di assistere a una lezione teorica, seguita da una visita al sito. Gli alunni partecipanti al progetto sono stati poi invitati a realizzare disegni e plastici sul tema Alla scoperta del fiume Zero, raccontando e illustrando quanto appreso durante le lezioni. Devo dire che hanno aderito a questa proposta avanzata dal Consorzio Acque Risorgive le classi delle frazioni di Gaggio e San Liberale. Vi hanno aderito con molto entusiasmo, hanno avuto la possibilità di partecipare ai laboratori didattici realizzati con la competenza e con la professionalità che sicuramente all'interno della scuola spesso non è reperibile, e hanno avuto modo soprattutto di recarsi nell'ambiente fisico, nell'ambiente del fiume Zero, per verificare di persona e quindi conoscere tanti aspetti e tanti particolari dell'ambiente tipico di questo fiume che costeggia e che è limitrofo, diciamo, al territorio di Marcon. Per i ragazzi è stata un'esperienza veramente interessante, soprattutto perché hanno potuto verificare l'importanza delle acque risorgive e l'importanza della loro tutela.
e quindi sono rimasti molto contenti, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza dell'uscita didattica, durante la quale hanno verificato che cosa significa la depurazione delle acque. Gli elaborati sono stati premiati nel corso della cerimonia, inserita tra le attività per la Settimana Nazionale della Bonifica, che si è svolta sabato 19 maggio presso il Centro Culturale De André ed è stata aperta dai saluti del sindaco della città e del presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, davanti a un folto pubblico. Il Consorzio di Bonifica in questa fase più che mai è sensibile a questo contatto con le scuole, in maniera particolare con la gioventù e in maniera particolarissima con le amministrazioni comunali, perché diversamente, se questo non avvenisse, vuol dire che si crea ancora un vuoto. Ovviamente con il Consorzio di Bonifica c'è un legame stretto in questo, nel senso ambientale più ampio. Il lavoro appena concluso di preparazione e approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano delle acque va in questo senso, in questa direzione. La mattinata è proseguita con la visita al sito dei ragazzi accompagnati dai loro genitori, che hanno avuto così l'occasione di conoscere questo straordinario sito naturalistico. Attraverso la sua fruizione pubblica, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Veneto Agricoltura intendono valorizzare anche l'aspetto estetico e ricreativo di un sito realizzato a servizio dell'uomo e dell'ambiente. Oltre a lavorare con gli operatori, con i tecnici e a mostrare quelle che sono, come nella nostra azienda Diana che ospita l'impianto di fitodepurazione, quali sono le tecniche più interessanti per avere un'agricoltura di qualità e un ambiente di qualità nelle nostre campagne, oltre a trasmettere questo, come dicevo, agli operatori, diventa fondamentale, noi siamo ben contenti di trasmettere questi concetti ai bambini e a coloro che poi con le loro famiglie potranno effettivamente diffondere una migliore conoscenza e una miglior sensibilità su questi temi. La funzione principale del progetto sperimentale Nicolas è certamente la depurazione delle acque del fiume Zero. È un progetto che nasce da lontano, sia nello spazio che nel tempo, quindi nello spazio nasce alla foce del fiume Zero, quindi circa 10 km a valle del punto in cui siamo. È un progetto che ha rivisto la riqualificazione complessiva di tutto il fiume, con l'obiettivo appunto di dare spazio all'acqua per creare dei sistemi naturali che puliscero l'acqua dai nutrienti, che sono le sostanze, diciamo, che per origine antropica, di origine agricola o urbana, portano ad inquinare, diciamo così, la qualità delle acque e a crescere alghe e mucillagine, diciamo, nella laguna e nell'Alto Adriatico. Eravamo negli anni '80 quando si è cominciato a pensare a una strategia per ridurre questo effetto. I primi grossi progetti a livello territoriale sono arrivati nell'anno 2000 e questo di fatto è in Acque Risorgive proprio il primo esempio. Quello che invece è il vero valore aggiunto è che costruendo sistemi di questo tipo restituiamo alla collettività, all'ambiente in cui ci inseriamo, degli ambienti naturali di elevatissimo pregio, quindi il sottobosco di questo sistema si è ripopolato di specie che in questa zona ormai non vedevamo più. I bambini, il cittadino comune può venire a passeggiare in questa zona e vedere un qualcosa che noi forse ancora ricordiamo, ma che sicuramente i nostri figli fanno fatica a vedere in altri spazi della città.